notte nella sala consiliare del comune il Movimento Cristiano Lavoratori della provincia di Agrigento, in collaborazione con il comune, ha organizzato un incontro dibattito intitolato Ora et Labora, progetto di solidarietà. Dopo i saluti del sindaco Fantauzzo, della presidente del consiglio comunale Rosellina Marchetta, del presidente provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori Enzo Sardo e del componente dell'esecutivo nazionale di MCL Decio Terrana, sono intervenuti il già vicepresidente del Consiglio dei Ministri Marco Follini e il presidente di MCL Carlo Costalli. L'impegno dei cattolici per il rilancio dell'unità dei moderati in Italia nel panorama politico attuale. L'esponente del Comitato Nazionale, il coordinamento nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori, Decio Terrana. Noi praticamente da anni lavoriamo per costruire questo progetto nel Paese, un progetto che veda tutelati i diritti della famiglia, l'equità, la solidarietà, un progetto che veda al centro il bene comune. Valori che abbiamo demandato dal 92 ad oggi ad altri, ma è chiaro che non hanno saputo interpretare il vero valore dei valori della dottrina sociale della Chiesa. Quindi questo tema appartiene ai cattolici e noi chiediamo che i cattolici possano mettersi assieme, quindi rivendichiamo l'unità dei cattolici così come è successo nel dopoguerra, che hanno avuto grande sensibilità, grande forza di rimettersi assieme e ripartire per il bene del Paese. E noi siamo convinti, come Movimento Cristiano Lavoratori, che costruiremo un sistema virtuoso per fare ripartire un progetto per il bene comune e fare ritornare l'Italia agli splendori che ha avuto negli anni '80. C'è un problema in questa nostra Italia, non si parla più di valori, non si parla più dell'uomo, non si parla più delle necessità delle singole famiglie, ma si parla soltanto di fare quadrare il bilancio della nazione, il bilancio della ragione, quindi se l'ente non serve lo eliminano, mentre quelli che dovrebbero eliminare non vengono eliminati. Allora il problema che ci siamo posti come Movimento Cristiano dei Lavoratori, che è un movimento, come tutti sanno, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, iniziamo da capo, iniziamo da nuovo. Da dove iniziamo? Iniziamo da una dottrina che non ha alternative in questo periodo storico in Italia, perché la tutela dell'uomo, della sua dignità, della famiglia, non ci sono oggi altre dottrine che possono competere. E siccome questa è l'unica dottrina che è rimasta immutata, e siccome noi siamo un movimento di ispirazione cristiana, allora stiamo tentando di fare capire che oggi serve una dottrina, ma servono uomini coraggiosi, onesti, capaci e onesti anche sotto il profilo intellettuale per portare avanti queste tematiche, altrimenti siamo allo sbando, perché se pensate che ci sono direttori di uffici come le Camere di Commercio che guadagnano 240.000 euro senza, non senza meritarsi, ma la Camera di Commercio ha pochissime funzioni, allora vedete che il bilancio non può quadrare più. Allora noi che diciamo? C'è una dottrina, c'è un mondo cristiano, allora i cattolici hanno un dovere di stare uniti per risolvere le problematiche della gente in relazione alla nostra dottrina. Sicuramente è un'occasione per approfondire una serie di temi, partendo dal lavoro, partendo dal mezzogiorno, partendo dalle difficoltà di queste belle regioni, soprattutto la Sicilia. È chiaro che la presenza dei cattolici in politica così com'è non ci soddisfa, credo che non soddisfa nessuno dell'elettorato cattolico. Dobbiamo ripartire, questi incontri servono anche a questo, creare coesione, creare confronto, approfondire temi, è un passaggio importante. La presenza di Marco Follini insieme a voi suggella la possibilità di poter sostenere più efficacemente tale progetto? Beh, la presenza di Marco Follini è la conferma di un percorso che noi facciamo insieme da parecchio tempo, non solo con Marco Follini, ma sicuramente anche con Marco Follini. È un momento di grande trasformazione, di grandi attese, anche di grandi speranze. Aspettiamo la fine del congresso del Partito Democratico, aspettiamo la legge elettorale e poi ci saranno diverse novità anche in Italia.